Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per avere la possibilità di servirti. Grazie, Signore, per questo gruppo di lode. Tu possa benedirlo, Signore, aver cura di usarli per la tua gloria. Signore, ti chiedo che gli strumenti, le voci, la parte audiovisiva, Signore, sia sotto il tuo controllo. Ti preghiamo, Signore, che la tua gloria possa essere manifestata qua stamattina. Per il tuo santo nome e in nome tuo ti chiediamo. Amen. Amen. Sì. Prova. Oi. Ok, buongiorno a tutti, benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore Gesù, amen? Amen. Allora stamattina abbiamo un gruppo di lode di eccezione, ok? Sono arrivati tutti belli gasati dal campeggio e perciò dobbiamo sostenerli. Io penso che dobbiamo cominciare con un applauso, ok? Ok, carissimi. E stamattina abbiamo tanto da festeggiare per la gloria e onore del nostro Signore. Ma prima di tutto vorrei leggere insieme a voi un testo per cominciare il nostro culto che si trova nel Salmo 24. È una meditazione di stamattina, che facciamo stamattina prima di venire al culto. Ed è un testo molto conosciuto, ma un testo che ci fa ragionare sulla presenza di Dio nelle nostre vite. E dice così, dal versetto 3: chi salirà al monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo? Sia nella mentalità ebraica Dio abitava su un monte altissimo, ok? E il cristiano, il credente, doveva salire al monte per parlare con Dio. E queste due domande sono domande che trovano una risposta nei versetti successivi, ossia chi è che potrà salire al monte del Signore, al suo luogo santo? Allora, se noi dovessimo essere sinceri con noi stessi, chiaramente diremo nessuno, Signore, può salire. Però c'è un però. E dice così il versetto successivo: l'uomo innocente di mani, puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura col proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. Tu sei qua per cercare il volto del tuo Dio, amen? Sei qua per cercare il tuo Signore. Cercare non significa soltanto voglio sapere chi Dio è, ma io voglio stare nella presenza di Dio, obbedendo a tutto quello che Dio ha da dirmi questa mattina. E il Signore ci dirà tante cose questa mattina, perché Lui vuole un figlio santo alla sua presenza. Santificazione è un processo che dura tutta la vita e noi dobbiamo cominciare veramente ogni giorno a metterci nella testa che per stare alla presenza di Dio noi dobbiamo santificarci. Ok? Ti invito ad alzarti in piedi e a pregare in questo senso. Predisponi il tuo cuore per cercare la faccia del Signore. Ok? Pensa a tutto quello che Lui ha provveduto per te durante la settimana. Pensa a quello che Lui ha parlato al tuo cuore questa settimana. Se tu hai pregato, se tu hai meditato sulle scritture, sicuramente il Signore si è fatto presente nella tua vita. E noi questa mattina vogliamo veramente onorare il nostro Signore arrendendoci
ogni giorno di più a Lui, credendo che Lui può fare al di là di quello che noi pensiamo e crediamo, ma dobbiamo avere un cuore preparato alla sua opera. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché, Signore, questa mattina ci siamo svegliati, abbiamo goduto già della tua presenza, abbiamo goduto, Signore, di tutte le benedizioni che tu ci dai, della vita, del pensiero. Le nostre gambe funzionano, il nostro cervello funziona, il nostro cuore funziona. Signore, ti ringrazio per queste piccole ma grandissime benedizioni. Grazie, Signore, perché tu sei presente in seno al tuo popolo e vogliamo, Signore, vederti operare questa mattina nel nome di Cristo Gesù. Ti ringraziamo per il campeggio dei bambini che è appena terminato, Signore, per tutte le benedizioni che tu hai elargito ai nostri bambini. Signore, ti chiedo che tutto quello che loro hanno imparato, Signore, possa essere un marchio, un sigillo sulla loro vita, che mai niente dal loro cuore possa uscire di quello che hanno imparato in questi giorni. E benedici, Signore, questa generazione che ha tanto bisogno di stare alla tua presenza. Grazie, Padre, per i monitori che si sono adoperati per la loro istruzione, e io ti chiedo, Signore, questa mattina che insieme possiamo gioire al racconto di quello che tu hai fatto, ma, Signore, abbiamo tanto da imparare da te, e che questa mattina sia una mattina di gloria, di onore, di lode e di adorazione per il tuo santo nome. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di adorare il Signore, ti chiedo di lasciare il tuo posto, di salutare una sorella, un fratello, non quello che c'è a fianco a te, una persona che tu non conosci, a cui puoi dare una benedizione, perché il popolo di Dio è un popolo che benedice. Sono nato per adorare, alleluia. Sono nato per adorare e per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore. Sono nato per adorare, alleluia, tuo nome, Signore. Sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore. Chi è nato per adorarli alza le mani. Sono nato per adorare. Dove sono le mani? Su. E ragazzi, sono nato per adorare, per proclamare cosa? La gloria del Signore, per essere un vero adoratore, per adorare il Signore, per adorare il Signore, per adorare
abbiamo imparato in tutta questa settimana che noi siamo creature perfette da Dio. Noi siamo perfezioni del Creatore e non importa quello che c'è, quello che succede, il Signore è quello che ci ha fatti speciali. Ogni bambino che è qui alzava le mani ogni giorno e ringraziava: Signore, grazie perché io sono una creatura tua, perché io sono speciale. Noi abbiamo fatto vedere che ognuno di loro ha una sua impronta digitale. Fate vedere, bambini, le vostre impronte digitali. Io sono speciale. Il Signore mi ha creato unico per la sua gloria, per la sua lode, e nessuno può togliere questo da me. Questo hanno nel loro cuore. Questa settimana loro sono tornati a casa dicendo: mamma, io sono speciale, io sono una persona unica. Alleluia, alleluia, alleluia. Hanno imparato anche a dire alleluia, gloria al Signore. E quindi noi insieme noi canteremo, perché chi adesso ha capito può cantare di nuovo. Sono nato. Cantiamo, bambini. Sono nato per adorare. E per cosa? Per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore. Sono nato per adorare. Grazie Signore. Sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore, per adorarti Signore, per adorarti Signore, per adorarti Signore, per adorarti, per adorarti Signore, per adorarti Signore, per adorarti Signore, per adorarti Signore. Applaudiamo il Signore. Loda il tuo nome, Gesù. Loda il tuo nome, perché tu sei il Dio potente, perché tu sei il creatore e il nostro re dei re, è il nostro re dei re. Amen. Cantiamo insieme, usiamo le nostre mani. Adesso andiamo, bambini. Re dei re, Signor dei signori, gloria, alleluia. Re dei re, Signor dei signori, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace, gloria, alleluia. Re dei re, Signor dei signori, gloria, alleluia. Re dei re, Signor dei signori, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace, gloria, alleluia.
principi di pace e gloria, alleluia. Dei re, Signor dei signori, gloria, alleluia. Dei re, Signor dei signori, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace e gloria, alleluia. Cristo, principe di pace e gloria, alleluia. Dei re, Signor dei signori, gloria, alleluia. Dei re, Signor dei signori, gloria, alleluia. Siete stati bravi perché loro hanno imparato con un po' di tempo. Voi dalla prima siete riusciti a fare, bellissimo. Gloria a Samuele. Anche Samuele batteva le mani, vero Samuele? Sì. Lode il tuo nome, Signore, perché la tua presenza si vede qui, presente, viva in mezzo a noi. Alleluia. Lodiamo il nome del Signore? Sì. Lodiamo il tuo nome, Signore. L'anima mia loda il Signore, perché io sono nata per adorare. Io sono una persona speciale, unica, per la gloria del Signore. Amen? Dirò nelle valli e sulle montagne, sono sicuro, se dubbi ne ho. Loderò se son solo o se son circondato. La mia lode è l'acqua che annega il nemico. Finché io respiro ho motivo per le mani. Signore, l'anima mia, guardate le mani. Lodia, Signore, l'anima mia. Loderò quando sento e quando no. Loderò perché so il controllo ce l'hai. Alleluia, tuo nome. La mia lode è un'arma molto più che un suono. E il grido? È il grido di lode che fa crollare Gerico. Finché io respiro ho motivo per rendere lode al Signore. L'anima mia, lode a te, Signore. Lode al Signore, l'anima mia. Non tacerò, il mio Dio vivo è, non riesco a tenere questo solo per me. Lode al Signore, l'anima mia. Lode al Signore, l'anima mia. Lode al sovrano, lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vince la morte. Lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande. Lode al sovrano, lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vince la morte. Lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande di te. Lode al Signore, l'anima mia. Non tacerò, non tacerò, il mio Dio vivo è. Non riesco a tenere questo ancora una volta. Non tacerò, il mio Dio vivo è. Non riesco a tenere questo solo. Ancora una volta, non tacerò. Non tacerò, il mio Dio vivo è. Non riesco a tenere ancora una volta, ancora una volta. Non tacerò, il mio Dio vivo è. Non riesco a tenere questo solo. Lode al Signore. Lode al Signore.
tutti insieme. Loda, Signore, l'anima mia. Loda, Signore, l'anima mia. Finché respiro, loda il Signore. 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 Finché respiro, loda il tuo nome, Signore. È questo che noi abbiamo imparato, è questo che noi vogliamo cantare a squarciagola. Signore, finché respiro, io lodo il tuo nome. Io ho imparato che la tua volontà è di sopra di tutte le cose. E questa canzone che noi canteremo adesso, loro hanno cantato per tutta la settimana. E l'hanno imparato che loro sono, come avevo detto, unici, sono speciali e lo ascoltano nella sua parola. Quello che Dio dice di loro è quello che loro crederanno. Amen? Chi sono io perché il grande Dio mi accoglie a sé? Ero perso e mi salvo, è il suo amore, è il suo amore, e lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sia così. Libertà ora ho perché mi riscatto. E vivevo in schiavitù, ma Gesù e per me sì, per me morì. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sia così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà. io sono figlio tuo. Sono figlio suo, se è così. Dove andiamo a abitare? Nella casa sua per me posto c'è. E io? Sono figlio suo, se è così. Sono scelto. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio
Alleluia. Riceve la nostra adorazione, Padre, in nome di Gesù. Amen e amen. Potete sedervi. Salmo numero 8 dice una cosa molto interessante. Dice: dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti tu hai tratto una lode a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando un bambino lode in questo modo il Signore, voi avete visto, no? Mani alzate, il nemico sta zitto. Noi non possiamo neanche immaginare quello che c'è nel mondo spirituale, quello che sta succedendo nel mondo spirituale quando un bambino loda, ma è così che funziona. Sia che il Signore ci dia un cuore da bambino, un cuore che adora il Signore con tutta la sincerità, no? In modo che l'avversario chiuda la bocca e dica: di fronte alla lode del popolo di Dio non possiamo fare niente. E gloria a Dio per questo, ok? Lettera agli Efesini dell'Apostolo Paolo, dice così i primi 2 versetti del capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico per questo momento speciale, Signore, insieme ai nostri bambini. Adesso, Signore, che tu possa preparare i nostri cuori per la semina della tua parola. Signore, tu conosci le necessità, le esigenze, le aspettative di ciascuno di noi. Perciò, Signore, noi ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù che tu possa fare la tua opera, Signore, questa mattina. Spirito Santo di Dio, come ha pregato il profeta Ezechiele, vieni dai quattro venti, soffia sul tuo popolo, Signore, parla al cuore di ciascuno. E Signore, che questa mattina noi possiamo uscire da questa sala di culto consapevoli, coscienti che tu hai fatto una visita al tuo popolo, che hai parlato al cuore di ciascuno di noi e che la tua parola non venga mai portata via, che il seme che viene seminato cada in buon terreno e porti frutto il 30, il 60, il 100 per uno nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Nei primi 3 capitoli di questa lettera di Paolo Apostolo agli Efesini, noi abbiamo visto la teologia paolina, che è una teologia molto profonda, ossia è una parte teorica, anche pratica, ma stamattina poi noi entriamo nella parte proprio quella pratica, ossia siccome io nei primi 3 capitoli, come se dicesse l'Apostolo Paolo, vi ho fatto vedere che cosa Dio ha fatto per noi, adesso dal capitolo 4 in poi vediamo che cosa voi potete fare per la gloria di Dio. E questi primi 2 versetti del capitolo 5 sono molto profondi, molto profondi. Il primo dice così: siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Quando Paolo dice imitatori, no? La parola in italiano l'imitatore non è molto buona, ossia qualcuno che imita è qualcuno che si dice anche in gergo italiano è qualcuno che scimmiotta, ossia fa la scimmia di quello che gli sta davanti, no? Ma la parola interessante che Paolo usa qua, che è la parola mimetes nella lingua greca, significa più colui che segue, il seguitore, colui che mette i propri piedi esattamente dove Dio è già passato o sta passando. Allora, chiaramente un imitatore, un mimo, no?
come è scritto qua, è qualcuno che si veste a un certo punto, fa uno spettacolo, poi quando finisce lo spettacolo si toglie le vesti e ritorna una persona normale. È esattamente il contrario di quello che noi dobbiamo fare. Quando noi dobbiamo imitare, dobbiamo fare i mimi, i mimetes di Dio, noi dobbiamo entrare in quella parte e essere veramente quello che il Signore ci ha creati per essere. Allora, siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Allora, qua è interessante, la prima cosa che noi notiamo in questo versetto è che non dice siate imitatori di Cristo, ma siate imitatori di Dio. Okay? Siate imitatori di Dio, ossia Dio, dice la parola di Dio, che è invisibile e non si può vedere, ossia è qualcosa che noi dobbiamo scoprire chi Lui è. E allora questo prevede alcune cose molto importanti. Per imitare Dio, per seguire il Signore, noi dobbiamo entrare in un mondo spirituale invisibile. Prima cosa, per seguire Cristo ci vuole una decisione personale, profonda e consapevole di quello che noi stiamo facendo. Il Signore Gesù, vi ricordate, a un certo punto ha detto ad alcune persone che lo stavano ascoltando: se qualcuno vuole venire dietro a me, che cosa deve fare? Rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirmi, che non è certamente la cosa più semplice di questo mondo. Quindi all'inizio proprio dice ci vuole un atto di volontà per seguire il Signore. Ma la seconda cosa interessante è che noi, per vedere che cosa Dio sta facendo, i nostri occhi spirituali devono essere aperti, devono essere veramente inseriti in un mondo spirituale che per noi, per la maggior parte delle volte, è invisibile e ignoto. Gesù stesso una volta ha detto ai suoi discepoli: io non posso fare nulla se non quello che vedo fare dal Padre mio, ossia io devo unirmi a Dio che sta già operando nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia comunità. Allora la prima domanda scomoda che ti faccio questa mattina: che cosa Dio sta facendo nella tua vita? Dove Lui sta operando oggi, in questi giorni, nella tua vita? Dove il Dio sta operando nella tua famiglia in questi giorni? Dove Dio sta operando nella tua chiesa in questi giorni? Perché per mimare Dio, per seguire Dio, come la parola di Dio ci insegna, noi dobbiamo avere i nostri occhi spirituali aperti. Noi dobbiamo capire dove Dio sta già agendo nella nostra vita. A volte noi agiamo per principi, ma i principi non sono sufficienti. Noi dobbiamo unirci al Signore che è vivo e attivo nella nostra vita e sapere dove Lui esattamente sta andando per noi cominciare a seguirlo. Cari fratelli, care sorelle, noi dobbiamo avere gli occhi della fede aperti, dobbiamo avere gli occhi della fede attenti a sapere dove Dio sta andando e che cosa Lui sta facendo. Allora ci sono alcune cose che sono interessanti, che ci impediscono di seguire il Signore. Uno dei più grandi uomini che è definito come il più grande seguitore di Cristo, come il più grande imitatore di Dio, è Mosè. Ti ricordi Mosè? Ha condotto per 40 anni il popolo nel deserto e per fare questo lui doveva vedere esattamente ogni giorno che cosa Dio voleva dal suo popolo. Se Dio diceva spostati a destra, lui si spostava a destra. Se Dio diceva gira intorno al monte, loro dovevano girare intorno al monte. Se Dio diceva fermati, non muoverti da qua finché io non te lo dico, lui doveva esattamente sapere che cosa Dio voleva da lui, in modo che lui potesse parlare al suo popolo e far seguire il popolo il tragitto che Dio aveva già preparato per loro. Ma la storia di Mosè è molto interessante, perché Mosè non ha avuto una vita facile con Dio, sai? All'inizio, sai che cosa dice la parola di Dio proprio nel libro di Esodo? Dice che a un certo punto Dio va incontro a Mosè e cercò di farlo morire, perché lui non voleva circoncidere i figli. E Mosè ha avuto un grosso problema, questo all'inizio, ma alla fine del suo ministero, quando Dio non ha permesso che lui entrasse nella terra promessa, perché? Perché lui non aveva onorato il Signore come il Signore veramente voleva essere onorato. Ma lui ha avuto un problema a metà del suo ministero che mi dice tutta la storia. Allora sta attento. Adesso ti leggerò un testo che ha scritto l'Apostolo Paolo 1600 anni dopo che lui è stato scoperto questa problematica, ma Paolo Apostolo ce la rivela. Allora sta attento che cosa dice questo testo. Dice così: avendo dunque una tale speranza, ossia di seguire Cristo, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè,
che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Allora sta attento. Qua veniamo alla risposta di quella domanda. Cos'è che a volte mi impedisce di seguire Cristo, di essere un imitatore di Dio? Perché tante volte io ho un velo sul mio volto. Sai che cosa faceva Mosè? Ogni giorno andava alla presenza di Dio. Ascoltami. Che cosa succedeva al suo corpo? Stando alla presenza di Dio, la gloria di Dio si rifletteva nel volto di Mosè. La prima volta che lui è sceso dal monte, dopo 40 giorni, il suo volto risplendeva, i figli di Israele hanno avuto paura, hanno detto: ma che cosa è successo a Mosè? Ma man mano che lui stava in mezzo al popolo, questa gloria di Dio stava per svanire dal suo volto, ok? E che cosa lui faceva per non fare vedere quello che stava succedendo? Lui metteva un velo sul suo volto e faceva finta che quella gloria continuasse a far parte della sua vita. Perché la parola di Dio, torniamo al versetto d'inizio, ci dice: come figli amati imitate Dio, perché sai qual è il nostro grande problema oggi? Sai qual è il motivo per cui noi non riusciamo a seguire il Signore? Perché troppe volte noi entriamo in un culto, noi andiamo allo studio, noi ci troviamo con i fratelli e abbiamo un velo sul nostro volto che ci impedisce di far vedere chi noi veramente siamo, carenti della grazia di Dio. Togli il velo, togli la maschera, perché Dio ti ama per quello che tu sei e non per quello che gli altri debbono vedere. Amen, Chiesa. Vogliamo essere una Chiesa genuina. Vogliamo essere una Chiesa senza veli. Vogliamo imitare veramente Dio chi è. Sai che cosa dice Gesù all'inizio del suo ministero nel Vangelo di Giovanni? Dice: lui non si fidava di nessuno di loro perché lui sapeva cosa c'era nel cuore dell'uomo. È inutile che ci mettiamo la camicina, i pantaloncini e facciamo gloria, alleluia, grazie a Dio per quello che tu sei qua, e poi usciamo e siamo delle persone fragili, deboli, senza risorse, con un grande bisogno della grazia di Dio. Sai che cosa Dio dice? Togli la maschera perché io so chi tu sei. E la stessa cosa noi dobbiamo fare in comunità. E sai che cosa ci dice il Signore? Come figli amati, imitate il Signore. Tu sei amato perché Dio ti ama con tutte le tue fragilità. Dio ti ama con tutte le tue debolezze, Dio ti ama con tutte le tue limitazioni. È questo che Dio fa con noi. È proprio perché noi abbiamo bisogno della grazia di Dio che noi dobbiamo imitare il Signore. È proprio perché abbiamo bisogno della grazia di Dio che noi dobbiamo seguire il Signore. Non mettiamoci il velo come faceva Mosè, perché lui copriva la gloria di Dio che stava svanendo dalla sua vita e voleva far vedere agli altri quello che lui non era in realtà. Lui era un semplice essere umano che a un certo punto, sai che cosa ha fatto Mosè? Ha detto: Signore, toglimi la vita perché questo peso è troppo grande per me. Ha chiesto il suicidio. Ha chiesto il suicidio. Sai perché? Perché non ce la faceva più. C'è qualcuno qua che come me a un certo punto ha detto: Signore, non ce la faccio più? Solo il pastore? Ok, tu hai bisogno della grazia di Dio. Togli la maschera. Lascia che Dio ti curi per quello che tu sei. Gesù è venuto per i malati e non per i sani. Lui è venuto qua per questo. Ed è interessante che Mosè, sai quando hanno inventato i like di Facebook? Ai tempi di Mosè. Ho bisogno di un like. Mi metto il velo perché tutti mi dicono: wow, Mosè, l'uomo che rappresenta la gloria di Dio su questa terra. Togliti il velo perché tu sei uguale a tutti gli altri. Ma è interessante che quando noi ci umiliamo alla presenza di Dio e ci mostriamo per quello che noi siamo con tutte le nostre debolezze e fragilità, sai che cosa succede? Che Dio ci riempie della sua grazia e noi siamo una chiesa genuina, e quando entrerà una persona da là che non conosce il Signore, sai che cosa dirà? Qua c'è della gente che non ha paura di mostrare per quello che è, non sono i credenti della domenica con la giacca, con la cravatta, che si vestono bene perché sono figli di Dio, che hanno il dischetto qua, diacono della Chiesa Battista Agape, pastore emerito, laureato alla Spurgeon College. Ma chi? Voi siete tutti fratelli, dice la parola di Dio. Carissimi, io ho un compito diverso dal vostro, una responsabilità diversa dalla vostra, ma
la pasta di cui io sono fatto è la stessa vostra. Quando un fratello qualche domenica fa mi ha chiesto: pastore, prega per me perché tu hai un filo diretto con Dio, sai che cosa ho risposto dentro di me? Non gliel'ho detto chiaramente, ho risposto: esci da questo corpo. Perché ho detto: Signore, ma non ha capito assolutamente niente, la mia preghiera vale tanto quanto la tua, il mio cuore è uguale al tuo, tanto bisogno della grazia di Dio, come Mosè aveva, come io ho, come tu hai. E quando noi ci mostriamo come persone fragili e deboli gli uni agli altri, noi abbiamo la possibilità di vedere la grazia di Dio che si inserisce nella nostra comunità e che può riempire i nostri cuori. Finché io resisto con il velo, sai che cosa Dio fa? Fa un passo indietro e non permette che il suo spirito riempia il tuo cuore. Tu vuoi che lo Spirito Santo riempia il tuo cuore? Sì? Come figli amati, imitate il Signore. Dio ti ama per quello che tu sei, con tutte le tue limitazioni. La seconda cosa che vorrei imparare con voi dice: e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati. L'amore di Dio. Allora, io ho due cose interessanti da dirvi qua. Perché quando noi pensiamo all'amore, no? Allora sta attento. Per noi il concetto di amore di Dio è molto grande, no? Ha dei limiti immensi. No? Ma l'amore di Dio è molto specifico, molto dettagliato. Allora sta attento, ci sono due pilastri dell'amore di Dio, okay? Che si trovano in un testo che ha scritto l'Apostolo Pietro in 1 Pietro 2, 21-24, dice così: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandoci un esempio perché seguiate le sue orme. Quindi seguire Cristo adesso segue veramente quello che noi dobbiamo fare. Egli non commise peccato e nella sua bocca non fu trovato inganno, oltraggiato non rendeva oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siate stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Allora sta attento. Due pilastri, di cui il primo dice che noi non dobbiamo rendere la stessa moneta a chi ci ferisce. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Allora sta attento, tu prova a applicare questo principio in una vita matrimoniale e tu vedrai che cosa succede. Ossia, hai mai visto un marito e una moglie litigare? Alzi la mano chi? Qua. Ok. Cosa succede quando tu litighi con il marito, con la moglie, col fidanzato, con la fidanzata? La prima cosa che succede è quando lui ferisce, o quando lei ferisce, tu che cosa fai di ritorno? Tu ferisci in ugual modo e misura, se non in misura superiore. Ok? Se lei lancia un coltello senza punta, tu probabilmente userai un'accetta di quelle che servono per spezzare le ossa del pollo. Ma è interessante che la giustizia di Dio dentro di noi è una cosa incredibile, perché quello che tu mi togli, io te lo devo togliere a te in modo che possa riappropriarmene. È così che funziona quando tu litighi con una persona. È così che noi ripaghiamo con la stessa moneta qualcuno che ci fa male, qualcuno che ci ferisce. È così che funziona, perché il cuore umano è stato immaginato, progettato a immagine e somiglianza di Dio, e essendo Dio giusto, noi abbiamo un senso di giustizia molto alto dentro di noi, solo che noi la usiamo in modo sbagliato. Noi ci riprendiamo quello che gli altri ci tolgono. È così che funziona. Ma prova a immaginare di litigare. Prova a immaginare, io sto cercando di immaginarlo, ok? Sto ancora imparando dopo 30 anni di matrimonio. Ma prova a immaginare a due persone che una vuole litigare e l'altra non vuole. Perché la parola popolare, no? Che non è parola di Dio, ma la parola popolare dice che se uno non vuole, due non litigano. Se uno non vuole, cosa litiga l'altro? Col muro? Torno a ripetere, sto imparando ancora, ok? Non è semplice, ma tu provi a immaginare una comunità
una chiesa dove le persone non litigano, ossia una vuole litigare e l'altra rimette nelle mani del Signore, perché qua non dice semplicemente che cala le armi e basta, dice io non combatto, dice ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Vuoi una formula? Non devi pagare per questo segreto, ok? Capito? Costa niente, è nella parola di Dio. Vuoi una formula per vedere Dio agire nella tua vita o nella tua famiglia o nella Chiesa? Cala le armi e metti la tua causa nelle mani di Dio. Perché il Dio è un Dio di vendetta, il Dio è un Dio di giustizia, il Dio prenderà cura della tua causa. Noi no, noi non possiamo, noi facciamo sempre le cose in modo sbagliato, noi vogliamo fare le cose a nostro tempo, con il nostro modo e con la nostra giustizia personale. Dio dice, calma, metti nelle mie mani la tua causa e io mi prenderò cura di quello che tu vuoi veramente fare. Ci sono delle cose che a volte noi vogliamo riprenderci e che fanno veramente male alla nostra vita. Tu prova a pensare a una chiesa dove si dice così, Signore, veramente quella persona mi ha fatto male, veramente quel gruppo di persone mi ha ferito, ma io rimetto la mia causa nelle tue mani e lascio che tu prenda cura di quello che io ho messo davanti al tuo trono di grazia. Sai che cosa dice la parola di Dio nella lettera agli Ebrei, capitolo 4? Dice che il soccorso viene a suo tempo. Sai qual è la nostra fregatura più grande? Si chiama tempo. Il tempo passa, tu hai messo nelle mani di Dio la tua causa e niente sta succedendo. Ti è mai capitato questo? Tu preghi e poi preghi e poi il terzo giorno preghi, il quarto giorno preghi. Al quinto giorno tu dici basta Signore, adesso ci penso io. Stavo leggendo proprio in questi giorni, sto preparando i messaggi per il campeggio dei nostri adolescenti, no? Do uno spoiler, come si dice in gergo giovanesco, un anticipo, come si dice in italiano. È interessante che a un certo punto Cristo incontra una donna sirofenicia di Tiro e di Sidone, ok? E questa donna aspettava una risposta da parte di Cristo, perché aveva una figlia che era posseduta da un demone. E lei grida, Signore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. E la parola di Dio dice che Cristo è stato in silenzio, stava proseguendo il suo cammino. La seconda cosa che succede è che i discepoli dicono al Signore, Signore, mandala via perché ci disturba. E la donna continua a insistere, parlando con Cristo. La terza cosa che succede in quel testo è che la donna si butta ai piedi di Cristo. Ed è interessante che Cristo gli dice, donna, io non posso darti quello che tu chiedi perché io sono venuto per i figli di Israele, a te non posso dare nulla. Ma la donna dice, Signore, se cadono le briciole dal tavolo di quello che voi mangiate, io mi sazierò. Questa donna ha superato 3 ostacoli e questa donna è riuscita a guarire sua figlia perché? Perché ha continuato a seguire Cristo, ha continuato a insistere perché lei capiva che Dio diceva di lei una cosa mentre gli altri dicevano di lei un'altra. Ha detto io non crederò a quelle parole che dicono di me gli altri, io crederò a quello che Dio dice di me. Abbiamo appena cantato. E che cosa è successo? Lei si è buttata ai piedi di Cristo, il Signore ha risposto e il Signore ha guarito sua figlia. Se tu sei qua che ancora stai gridando perché il Signore non ha fatto giustizia, insisti nella presenza di Dio, cammina nella presenza di Dio, sii imitatore di Dio perché Dio risponderà alla tua preghiera. Dio risponderà. Non metterti in testa che Dio è sordo, non metterti in testa che Dio è cieco perché Dio è sensibile alle tue preghiere. Ma il tuo tempo non è il tempo di Dio, perché il tempo nostro si chiama cronos, cronologico, il tempo di Dio è kairos, è un tempo eterno, un tempo senza tempo, e quando Dio interverrà, Lui farà un'opera fantastica e meravigliosa che neanche tu ti puoi immaginare.
al profeta Abacuc. Sai che cosa dice Dio? Se io ti raccontassi l'opera che io sto per fare col mio popolo, tu non ci crederesti. Se Dio ti dicesse che cosa Lui ha in mente per te, tu diresti: Signore, ma sei impazzito, ma che cosa stai facendo? Dio non ci comunica tante volte i Suoi piani, sai perché? Perché noi non riusciamo a capirli fino in fondo, ma dobbiamo accettarli per fede, per quello che sono. Dio ha un piano nella tua vita. E l'amore che tu devi esprimere a Dio e verso gli altri è quell'amore sincero, senza ripagare con la stessa moneta, ma mettendo in mano la tua vita, mettendo in mano la tua causa al Signore. C'è un'altra situazione in questo testo che dice che si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente e dice: egli ha portato. E ricordate all'inizio che cosa ci ha detto, no, questo testo? Che noi dobbiamo seguire Cristo e mettere i nostri piedi dove Cristo stesso ha messo i piedi. E dice: egli, e quindi tu, devi portare i peccati nel tuo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Allora sta attento, te lo spiego in parole molto povere, ok? Quando io porto il peso dei peccati di qualcuno sulle mie spalle senza reagire, ripagando con la stessa moneta, l'altra persona è soggetto della pressione divina e la mano di Dio comincerà a fare pressione su quella persona affinché quella persona possa guarire, perché attraverso i lividi noi siamo guariti, attraverso le ferite noi siamo guariti, attraverso la sofferenza noi siamo guariti e le persone attorno a noi cominciano a guarire. Ho sentito una cosa molto interessante da un pastore questa settimana, ascoltavo una predica che diceva così: sai che cosa significa sposarsi? Allora, vediamo qua che si sposerà in futuro, presto. Ci sono diversi fidanzatini qua, ok? E alcuni aspiranti fidanzatini. E lui, questo pastore, diceva: sposarsi significa iscriversi all'università della rinuncia. Tu pensaci bene. Finché c'è mamma e papà, mamma in particolar modo, i maschi sono appassionati della mamma, guarda caso, perché la tavola è sempre pronta, ok? Perché tu sai che il problema degli adolescenti è che loro hanno due problemi. Uno, hanno sempre fame, e due, sono sempre senza soldi. Quindi la mamma è il canale di benedizione di Dio nella loro vita sulla terra, ok? Perché la tavola è sempre: non ti piace questo, caro? Ce l'ho un'altra cosa in forno, te la scaldo, non preoccuparti. È vero o no? Ma quando tu ti sposi, allora la musica cambia. E quando tua moglie è al lavoro, sei tu che devi preparare. È vero o no, Marcello? E sei tu che devi scaldare e metterci la quantità giusta di aglio, quantità giusta di pomodoro, di sale, giusto? E poi la moglie arriva e dice: ma non è proprio così che andava fatto, vero? Ma conosco la vita familiare, so come funziona. Allora lì cambia tutto. Ma tu cosa devi fare? Sia, mi ricordo ancora la predica del pastore Caio di 3 anni fa, 4 anni fa forse. Dice che lui diceva, fa molto bene bere un pochino di olio prima di ingoiare il rospo, ok? Ossia, prima di imparare a fare il sugo come si deve, la pasta come si deve, no? Sono piccole cose quotidiane, ma le ferite che noi portiamo nella nostra vita guariranno le persone vicino a noi, perché la parola di Dio ce lo assicura. Quando noi non reagiamo, no? La reazione al dolore è qualcosa di incredibile, no? Tu prova a pensare a una persona che ti mette un ago in una ferita. Tu che cosa fai? O gli dai un pugno oppure scappi, ok? Ma quando ci toccano nelle ferite è proprio lì il momento che il nostro corpo reagisce e produce qualcosa che si chiama, clinicamente parlando, si chiamano endorfine, no? Ossia, il corpo produce una sostanza che è molto simile alla droga, ossia ti anestetizza, ti fa andare in un paradiso terrestre, ok?
Quindi mogli, tormentate i vostri mariti in modo che siano, ok? Avete capito? Avete accolto la sfida? Sì? Ok Jacqueline? Mi raccomando, sii molto critica con Marcello, va bene? In modo che lui possa produrre un'endorfina spirituale per guarire, ok? Ma è così che funziona. Ma prova a pensare adesso seriamente, fratelli, che cosa Cristo ha fatto mentre gli piantavano i chiodi nelle mani e nei piedi. Che cosa lui ha fatto? Lui ha gridato: Signore, toglimi da questa croce. Lui ha detto: Padre, questo non doveva succedere a me. Ha detto così. Ha guardato quegli uomini e mentre lo crocifiggevano, mentre piantavano i chiodi nelle mani e nei piedi, lui ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo. Marcello, Padre, perdona Jacqueline perché non sa quello che sta dicendo. Ci sto mettendo tutto il mio impegno, ma io la amo nel nome di Cristo Gesù. È così che funziona. Perché le nostre ferite portano guarigione agli altri. Carissimi, 2 pilastri nell'amore, camminare nell'amore, sia non ripagare con la stessa moneta e portare le ferite degli altri in modo che possiamo guarire. E ultima cosa che voglio dirti questa mattina: Egli ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Ok? Allora sta attento. Ci sono diversi sacrifici di odore soave nell'Antico Testamento, in realtà sono 5, ok? Nell'Antico Testamento ti ricordi che cosa dovevano fare i sacerdoti per fare un profumo gradito a Dio? Dovevano prendere una bestia, un animale, sacrificarlo, portarlo nel Tempio o nel tabernacolo e bruciarlo in modo che Dio potesse sentire un profumo di odore soave. Il primo, il più importante di tutti, si chiamava olocausto. Olocausto vuol dire una vittima sacrificata e bruciata per intero. Ok? Allora sta attento, questo animale veniva sgozzato e poi messo sopra il fuoco, bruciato, c'era la pelle bruciava, la carne bruciava, gli organi interni bruciava, tutto bruciava sul fuoco. Ok? E questo è una cosa molto interessante che dice che noi dobbiamo prendere esempio da Cristo, che è stato un olocausto per Dio. Io e te dobbiamo essere un olocausto per Dio per produrre profumo di odore soave. Okay? Cosa vuol dire questo nella pratica di vita quotidiana? Te lo dico subito. Questo ho imparato a mie spese. Okay? A volte noi diamo tempo per l'opera di Dio. E noi spendiamo tempo, partiamo dalla nostra casa, spendiamo tempo per arrivare qua e poi ci impegniamo nelle prove, ci impegniamo nell'evento, ci impegniamo nel culto e facciamo un sacco di attività per il Signore. Seconda cosa, noi impegniamo le nostre risorse per il Signore e siamo fedeli nelle decime e siamo fedeli nella partecipazione ai nostri gruppi di studio e siamo fedeli in tante cose, ma attenzione, olocausto è una cosa completamente diversa perché non è impegnare, non è sacrificare tempo, non è sacrificare energie, non è sacrificare risorse, ma è sacrificare noi stessi, quello che noi siamo in profondità. La parola di Dio dice che quando Cristo si è incarnato, Lui dice che non si è aggrappato all'essere uguale a Dio, ma si è svuotato di se stesso e ha preso forma di uomo. Sai che forma noi dobbiamo prendere? Forma di veri servi, lasciando che Dio usi la nostra intelligenza, la nostra volontà, i nostri sentimenti, quello che noi siamo in profondità, in modo che Lui li cambi e li trasformi a onore e gloria del suo santo nome. Allora ti faccio una domanda: Cristo si vede chiaramente in te o tu sei una riproduzione di Cristo molto scarsa? È questa la domanda che non dovrebbe farci dormire. Gente, ma io rappresento Cristo sulla terra. Gli altri quando mi vedono Cristo in me. Ossia, sono un olocausto vivente a Dio, completamente consacrato, che brucia per l'amore di Dio, che brucia per l'opera di Dio. È questo che io sono, è questo che io sto facendo ogni giorno. Ossia, la mia vita è completamente consacrata al Signore o no? Perché Dio non accetterà un posto di secondo grado nella nostra vita. Sai qual è il grande problema?
della nostra esistenza è che noi a volte non siamo un odore soave per Cristo. Perché? Perché viviamo parzialmente il nostro cristianesimo. Cristianesimo non è impegnarsi, cristianesimo è essere sostituiti da qualcun altro. Cristo dentro di te si è sostituito al tuo modo di pensare, al tuo modo di vivere, al tuo modo di essere, al tuo modo di agire. Cristo ha preso il tuo posto. E questa è la domanda che dobbiamo farci. L'Apostolo Paolo ci ha proposto un progetto di vita questa mattina. La prima cosa, noi dobbiamo togliere la maschera, ti ricordi? Dobbiamo essere noi stessi, genuini, e dire: Signore, ho bisogno della tua grazia. La comunità deve essere una comunità che accoglie le persone che hanno bisogno, e per fare questo noi dobbiamo togliere la maschera, togliere il velo e lasciare che la nostra fragilità sia evidente a tutti. Pastore, ma tu hai fragilità, vieni a casa mia una settimana, tu te ne accorgi. Ok? Non sono un mostro, ma sono un essere umano. Ti ricordate cosa ha detto Nico Battaglia ieri sera? Più la malattia andava avanti, più io mi sentivo fragile e limitato, ma il mio uomo interiore stava lavorando attraverso Cristo. Seconda cosa che noi dobbiamo fare per amare veramente come il Signore ci ha insegnato qui: dobbiamo non ripagare mai con la stessa moneta. Seconda cosa, dobbiamo portare il peso dei peccati altrui affinché gli altri attorno a noi possano essere guariti. E terza cosa, dobbiamo essere un olocausto al Signore, ossia permettere che Dio controlli ogni parte della nostra esistenza. Pastore, dove trovo le istruzioni? Nella parola di Dio. Dove trovo la forza? Nello Spirito Santo che Dio ti ha dato. Dove trovo conforto? Nella comunità che il Signore ti ha regalato. Ama la tua comunità. Ama la tua comunità. Terza volta, ama la tua comunità. Perché qua noi dobbiamo abitare insieme agli altri. E qua noi dobbiamo essere degli olocausti per il Signore. Se noi ragioniamo così, fratelli, questo posto diventerà fra poco molto piccolo per la comunità Chiesa Battista Agape, ok? Ma dobbiamo avere un impegno comune perché questo succeda. Hai capito la parola di Dio questa mattina? Amen? Siamo disposti a camminare col Signore? Chiudi i tuoi occhi e voglio pregare insieme a te. E mentre io prego, passa in rassegna la tua vita, ok? Permetti che il Signore, lo Spirito Santo di Dio, possa fare un attacco spirituale. Permetti che lo Spirito tocchi i punti più profondi del tuo essere. E lasciagli che Lui si prenda cura di cambiare delle cose nel profondo della tua anima. Io so che ci sono famiglie qua che hanno bisogno di un cambiamento. Ci sono fidanzati e fidanzate che hanno bisogno di un cambiamento. Ci sono genitori che hanno bisogno di cambiare il loro rapporto con i loro figli. E figli che hanno bisogno di cambiare il loro rapporto con i genitori. Ci sono cristiani che non si sentono parte della comunità di Cristo o della Chiesa e hanno bisogno di una comunità dove poter aprire il loro cuore e guarire dalle loro malattie. Noi siamo qua perché siamo dei malati e abbiamo bisogno della grazia di Dio. Non portare il velo come ha fatto Mosè. E infine, sii un sacrificio gradevole di buon profumo per il Signore. Lascia che Cristo cambi il tuo modo di pensare. Pastore, ma è tanto tempo che mi porto dietro questa attitudine, e da mio papà, da mia mamma, a tutta la vita che io faccio così. Non importa, Cristo non guarda per quanto tempo o per quanto grosso è il tuo peccato, quanto grossa è la tua difficoltà, perché la parola di Dio dice nel libro di Isaia: se anche i vostri peccati fossero rossi come il sangue, diventeranno bianchi come la neve. Cristo ha fatto risorgere dei morti. Cristo può far risorgere
una speranza. Cristo può far risorgere un cuore rotto. Ricucisci quello che tu puoi e fai quello che tu puoi e lascia che Dio faccia il resto. È così che ci insegna il Signore. E se tu hai sentito che la parola di Dio era per te questa mattina, io ti chiedo di fare un passo di fede questa mattina, ok? Gesù faceva questo, non sempre, ma ogni tanto faceva. E io voglio pregare insieme a te. Tu stai dicendo, pastore, la parola di Dio mi ha proprio toccato. Era quello che avevo bisogno di sentire. Allora io ti invito, senza paura, ricordati di togliere quel velo, ok? E di dire, Signore, ho bisogno della tua grazia per cambiare qualcosa nella mia vita. Io ti invito ad alzarti in piedi esattamente dove tu sei, voglio pregare insieme a te. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica, amen, Dio ti benedica, amen, gloria a Dio. Il Signore sta facendo un'opera questa mattina profonda, tutta la Chiesa pregando, per favore, per queste persone che si stanno alzando e che stanno dicendo, Signore, ho bisogno di te, ho bisogno della tua mano su di me. Gloria a Dio, Dio ti benedica là dietro, amen. Dio ti benedica, amen, gloria a Dio per questo, amen, gloria a Dio, Dio ti benedica. Signore, che opera meravigliosa che tu stai facendo. Tu sai che adesso tu tornerai a casa dopo che io avrò pregato e il Signore comincerà a mettere mano nella tua comfort zone, nella tua zona di conforto e ti farà uscire, come abbiamo imparato ieri sera nel messaggio di Nico, no? Uscire dalla tua tenda e guardare quante stelle del cielo ci sono, quante benedizioni Dio ha riservato per noi, per il popolo che Lui vuole, un popolo obbediente. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio, Signore, perché queste anime sensibili alla tua parola stanno dicendo, ho bisogno che tu faccia questa opera in me, Signore. Non permettere, Signore, che questo che è stato seminato stamattina possa essere mai tolto dalle menti e dai cuori di coloro che l'hanno ricevuto. E Signore, riempi del tuo spirito, riempi della tua grazia, riempi del tuo amore, e che queste persone, Signore, possano sperimentare una presenza profonda, forte, costante nelle loro vite. Tu non sei un Dio assente, tu non sei un Dio di solitudine, tu non sei un Dio che si dimentica di noi, sei un Dio con gli occhi aperti, le orecchie aperte, un cuore sensibile al nostro grido. E nel nome di Cristo Gesù ti prego di guarire dove c'è da guarire, Signore, di incoraggiare dove c'è da incoraggiare e di far risuscitare la speranza dove la speranza è morta, Signore. Nel nome di Cristo Gesù, in questo momento sigilla questa opera con il tuo Santo Spirito e che noi possiamo uscire da quella sala, Signore, dicendo grazie, Signore, perché tu hai fatto già un'opera profonda in me, ma lavora ancora fino alla fine dei miei giorni. Nel nome di Cristo Gesù, amen, amen. Puoi dare un abbraccio alla persona che è vicino a te e in piedi? Per favore, ok? Dai un abbraccio di conforto, dagli una parola di benedizione.
Ecco, adesso noi alziamoci in piedi e abbiamo il nostro periodo di offerte e decimi dove noi possiamo consegnare al Signore quello che Lui ci ha benedetti, no? Lo diamo col Re dei Re e lo diamo in nome del Signore. Usiamo le mani. Ragazzi. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace, gloria, alleluia. Cristo, principe di pace, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Grazie Padre, grazie per la tua bontà, per la tua misericordia, grazie Signore perché Signore è un Dio fedele, Signore ci guarisce, Signore ci dà Signore tutto quello che noi abbiamo bisogno e noi ti ringraziamo Signore perché non ci manca niente e noi lodiamo il tuo nome perché noi possiamo offrire oh Padre quello che è la nostra decima, la Chiesa, le nostre offerte e che questi soldi Signore possano servire per l'avanzo Signore della tua opera qui in Italia, Signore, in questa Chiesa, Signore, ovunque dove tu vuoi, oh Padre. Lodiamo il tuo nome e ringraziamo, Signore, in nome di Gesù. Amen. 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 Sì, è difficile questa cosa qua, però noi abbiamo adesso la testimonianza di quello che è stato la settimana, no? Intanto io volevo chiedere a Cecilia se vuole parlare, se vuole dire qualcosa, perché l'ho preso così, il microfono, dov'è? È là in fondo. Ah, è in fondo, ok. Vuoi dire qualcosa? O dire, e adesso talci per sempre. E poi c'è Lucas, no, adesso intanto io ti devo dire due parole, aspetta un attimo. Allora, intanto io volevo ringraziare i genitori che hanno portato i bambini, i genitori che ci hanno ascoltato l'appello, perché è stato veramente difficile, perché alla fine noi vedevamo che veramente erano pochissimi bambini, poi all'ultimo momento abbiamo ricevuto delle chiamate di corsa, abbiamo fatto un po' di corsa di qua e là, però il tema di questo anno era, dopo Lucas parlerà del tema, aspetta, io sono qua che ringrazio di cuore a Emanuele, a Luca soprattutto, che sono stati i cuori del campeggio, hanno programmato, sono state le mie gambe, le mie braccia, il mio cervello, perché io con la testimonianza che sono stata, ho avuto un problema con la gamba e io ho preparato tutto, l'ultimo giorno che dovevamo partire per campeggio la signorina non camminava, cioè io ero KO e quindi con le preghiere poi chiamando il pastore Caio, no, tu vai
e ti siedi e fai come la regina, tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo. E le ho fatto così. Le gambe erano sempre in su, quello che riuscivo a camminare bene, ma il Signore mi ha rinnovato, il Signore ha guarito e ha fatto, ne ho ancora dei problemini da risolvere, però sono qua in piedi, quello è l'importante. E quindi io ti ringrazio. Dov'è Emanuele? È in proiezione. È nascosto, vieni qua per favore, grazie. Emanuele. E poi tu ringrazi l'altra parte. Io intanto ti amo follia perché non conoscevo il lavoro e guarda, io guai a chi mi tocca adesso, perché quello là avevo già un po', avevo già naso storto così, ma adesso da questa settimana, ragazzi, nessuno mi tocca questi due qua. Grazie. Grazie a voi. Ok, allora mi sono messo avanti non solo perché Dio ha messo nel mio cuore di dare anche la mia testimonianza e la testimonianza di questi bei campisti qua che ho avuto il piacere di aiutare e servire. Il servizio proprio... Sì ragazzi, venite dai, e quelli che ci sono, in piccola parte... possono venire su perché vorrei che proprio... Sì, ok. Allora, ho una voce abbastanza alta, ecco perché tengo il microfono un po' lontano, non vorrei scoppiarvi i timpani come ho scoppiato a loro in questo campeggio. Ecco, per chi non mi conosce, sono il fratello di Samuel, figlio di Mira, fratello di Giuliana. Sono qua in chiesa da tanto tempo. Ho servito tantissimo nei campeggi e vengo da un periodo che non stavo più servendo in questo ambito, ok? E il punto è che in una predica dei giovani io ho chiesto al Signore come potevo servirlo di nuovo. Non avevo più nel mio cuore di servire i ragazzi e i bambini e i campeggi. Però lui ha messo nel mio cuore di nuovo, ha detto mi servi, devi essere lì. Ho detto Signore, io non o faccio un campeggio o faccio l'altro, non riesco a farli tutti e due e vorrei continuare con gli adolescenti, solo che lui ha messo nel mio cuore ancora, ha detto no, tu devi essere con i più piccoli perché servi lì. Ho insistito ancora nel mio, come ha detto Nico, ho continuato e ho detto no Signore, mi piacciono quelli un pochettino più grandi, ma perché ormai ho ripreso con quello invernale, devo essere lì. No, lui mi ha detto no, devi essere lì, servi lì. Cecilia più volte è venuta e mi ha chiesto per piacere, io le ho detto guarda non riesco ad essere su tutti e due, voglio essere su quelli più grandi, devo vedere con i miei turni, io lavoro a turni, i miei turni sono 4+2, ciclo continuo, quindi sono molto molto frenetici e molto molto incasinati. E lì, quando ho guardato i miei turni, ho capito che Dio mi voleva lì. Perché entrava perfettamente, si incastrava, avrei avuto tempo di riposare dopo per riprendere, avrei avuto tempo di seguirli bene e non frastagliato. E questi bambini mi hanno dato una gioia questa settimana e mi hanno riempito il cuore, come tanto tempo non succedeva più. E sinceramente ragazzi io vi ho insegnato questa settimana la parola grazie, ma sono io che ringrazio voi. Voi mi avete mostrato la gioia di servire ancora, perché è stata una benedizione. Io sono arrivato nel campeggio, ho chiesto la preghiera a casa e ho detto sarà tosta, ma io ci sono e darò anima e corpo per loro, perché come ho parlato con la Jackie, con Emanuele alla fine, io ho detto, quando siamo arrivati alla fine del campeggio, ho detto ce l'abbiamo fatta e in più ho detto noi
potremo vedere i frutti soltanto più avanti, ma noi abbiamo fatto il nostro compito, noi abbiamo seminato. La parabola del seminatore è entrata nel campeggio, siamo nel mio cuore, alla fine io ho parlato con voi, poi Nico Battaglia ieri sera ha parlato ancora della semina e anche il pastore oggi. Più conferma di questo io non so, ma noi abbiamo seminato e spero che in questi bambini un piccolo semino sia entrato nel loro cuore e che possa dare dei frutti. Io nei lunghi dei campeggi ho visto tanti frutti, ho avuto questo piacere. Ci sono tanti frutti, veramente, guarda, una montagna qua sopra di quelli che ho seguito. E io ho potuto vedere questi frutti e continuo a vederli e quindi vorrei vedere anche in voi. E spero e sono sicuro che vedrò, ok? Ragazzi, ho fatto con voi una cosa, facciamo anche alla Chiesa perché vogliamo ringraziare anche i genitori di aver dato questa grossa possibilità, ok? Allora, come abbiamo fatto in campeggio dal primo giorno ad ora, cerchiamo, uniamo bene le mani, ok? E al 3, sì, togliete chi non... togliete pure i microfoni tanto per non scoppiarli le cose, ok? Bella ad alta voce. 1, 2, 3, grazie! Ho pensato di farli fare, però no. Quindi noi adesso noi vedremo un assaggino di quello che è stato durante la settimana, ma io so che i genitori sono stati là su Instagram, come erano, abbiamo mandato tante foto, abbiamo mandato dei video ogni giorno, l'aggiornamento di quello che succedeva, cosa avevano imparato, quindi i genitori hanno accompagnato veramente per tutta la settimana quello che loro stavano facendo. Quindi noi vediamo adesso il video. Ragazzi, vi sedete là, girati, eccola che così riuscite a vedere il video, eccola.
1, 2, 3. Ciao! No, veramente tutto ha messo la Rosy, guarda, è stato bellissimo e noi per concludere intanto noi volevamo ringraziare, voi avete visto, ne abbiamo messo solo un pochino, la parte migliore è stato il cibo, no ragazzi? Ma sai che buoni. Quindi io volevo invitare qua la Regina. Chi è la Regina? Regina vieni qua davanti, la zia Regina. Poi chi c'è? La Lilia. Non è venuta la Lilia oggi, non la vedo io. Regina, Lilia e Graziani e Luana, che è arrivata dopo, ma ha fatto veramente un bel lavorone. E quindi noi... Dove c'è la Rosy? È andata a prendere. Quindi io vi ringrazio per il servizio. Venite qua davanti, venite qua, dai, su, giù.
che io vi ringrazio tantissimo. Tutti i ragazzi, no? Ne facciamo un bel grazie. 1, 2, 3. Grazie! E a nome nostro, e voi prendete anche quello di Graziani, poi dopo è un pensierino per voi. Poi mettiamo via quelli là. Un pensierino per voi, che Dio vi benedica. Ne abbiamo questa qua l'avevo tirata io proprio con una forza e invece è stata veramente una settimana meravigliosa nella presenza del Signore e voi avete fatto proprio una cosa con eccellenza, pastore. Allora, non aveva neanche una volta... Emanuele, vuoi parlare qualcosa? No? Niente? Non c'era un giorno che vedevamo i bagni che erano sporchi, la cucina era sempre messa a posto, tutto nel suo orario. Guarda, hanno fatto come noi ci siamo sentiti veramente a casa, perché loro hanno preso cura dei bambini, avevano anche i bambini loro in mezzo e quindi veramente io vi ringrazio, che Dio veramente tanto di benedizione sopra di voi e che questo possa essere anche una chiamata, magari, no? Un rinforzo per i prossimi anni, ok? Quindi do la parola a Emanuele per concludere tutto. Bene, grazie ancora, sono state dette tante belle cose, questi ragazzi ci hanno fatti un po' penare, è l'età, va bene così. No, volevo aggiungere che è stata davvero un'esperienza meravigliosa, ho già lavorato con i bambini, con i preadolescenti in altri campeggi e vogliono un tipo di energia diverso rispetto agli adolescenti. Gli adolescenti sono terribili, non fraintendetemi, vi voglio bene ragazzi, però loro sono un terribile diverso, no, sto scherzando, sono meravigliosi e ti danno tanto, perché stavo giusto ripetendo con Gabriel là dietro in proiezione che nella parola di Dio Gesù ci invita ad andare a Lui come bambini, e quando tu lavori con i bambini ti rendi conto di che cosa intende Gesù, perché quando noi dicevamo dai vieni qua e mangia, non è che questionavano ma il cibo è avvelenato, è buono, morirò, mi farà bene, lo mangiano. Se noi gli diciamo ok adesso prendetevi, cambiatevi e andate in sala culto, cosa troveranno in sala culto? Sarà un gioco? Gli faremo morire di fatica? Gli faremo un quiz biblico a tradimento? Non lo sanno, loro vanno, si fidano di noi, dormono accanto a noi la notte tranquilli perché sanno che ci siamo noi con loro, anche se magari non ci conoscono bene, non siamo le mamme, non siamo i papà, ma i bambini si affidano, è quello che fanno ed è quello che Gesù invita noi a fare con Lui, a tutte le età e comunque sia la nostra storia. Quindi vorrei pregare per questi ragazzi, vorrei chiudere in preghiera insieme alla Chiesa. Vi chiedo, se volete, se potete, di alzarvi, di porre le mani verso questi bambini, perché loro non sono solo, tra virgolette, il futuro della nostra Chiesa, ma sono anche il presente della nostra Chiesa. Come ha citato il pastore all'inizio, la loro lode è molto gradita al Signore. Questi bambini, questi ragazzi hanno avuto un momento per capire a fondo il Vangelo e per consegnare le loro vite a Gesù, e quindi davvero vogliamo pregare per loro, perché alcuni di loro sono diventati nostri fratelli, sono entrati con noi nell'eternità e adesso noi abbiamo il privilegio e il dovere di camminare insieme a loro, mano nella mano insieme a Gesù. Quindi vi invito a pregare per questi bambini come abbiamo imparato a pregare, mani giunte, occhi chiusi, e la Chiesa chiedo di imporre le vostre mani su questi bambini. Signore, io ti ringrazio per queste vite, ti ringrazio per questo campeggio che abbiamo avuto, ti ringrazio per ogni bambino, ogni ragazzo che è potuto venire, ti ringrazio per ogni membro dello staff, ti ringrazio Signore per chi ha donato cibo, denaro, perché a questo campeggio avvenisse, ti ringrazio per la struttura che ci ha ospitato, ti ringrazio per le famiglie che hanno mandato questi ragazzi, ti ringrazio per tutte le persone che hanno pregato per noi e per loro in questi giorni. E Signore, io voglio affidare questi ragazzi, questi bambini a te, perché solo tu sei affidabile, Signore, solo in te abbiamo la gioia, solo in te possiamo camminare una via diritta, e ti prego che
questa Chiesa sia il tuo strumento nella vita di questi bambini, per guidarli verso l'eternità, Signore, per camminare ogni giorno della loro vita, mano nella mano, a fianco a Gesù. Signore, io te li affido, perché so che tu li ami e hai in mente per loro un futuro di luce. Grazie Gesù per questo. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Adesso bambini potete scendere, credo. Scendete con ordine, con garbo. Lascio la parola al pastore. Grazie a tutti. Sì. Ok, io vorrei lasciare solo con un annuncio, no? E gloria a Dio che è andato tutto bene, che il Signore ha operato, ma il Signore vuole continuare a operare. Fra 2 lunedì, ossia fra 8 giorni, noi partiamo con il campeggio degli adolescenti, no? Abbiamo circa 30 iscritti e perciò sarà una grande sfida. Oltre a questo, il tema di quest'anno è un tema molto importante per i nostri adolescenti, perché parleremo proprio della preghiera. Oltre che a parlare della preghiera, pregheremo insieme. E voi sapete che quando il popolo di Dio comincia a pregare, 2 cose succedono. Dio agisce, ma anche il nemico agisce, no? E sono queste 2 cose e noi dobbiamo essere veramente appoggiare i nostri ragazzi, appoggiare lo staff con le nostre preghiere, ok? Vi ricordate per favore di pregare per il nostro campeggio adolescenti. Io lascerei solo questo annuncio questa mattina, ok? E voglio concludere con un testo della parola di Dio, questo culto, che è un po' diverso da come facciamo di solito, e dice così, Salmo numero 20, se tu vuoi accompagnare dal versetto 1, dice così: il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità. Il nome di Dio di Giacobbe ti tragga in alto e in salvo, ti mandi soccorso dal santuario, ti sostenga da Sion, si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto, ti dia egli quello che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto, noi canteremo di gioia per la tua vittoria, alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio, il Signore esaudisca tutte le tue richieste. Questa è la preghiera che noi facciamo alla chiusura del nostro culto, ok? Alziamoci in piedi e preghiamo e ringraziamo Dio per quello che abbiamo ricevuto e quello che possiamo fare per il nostro Signore. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio, ti benedico e ti lodo per questa mattina di culto. Grazie Signore ancora per i nostri bambini, per i monitori che hanno agito per la tua gloria. E adesso, Signore, abbiamo una settimana di sfide davanti a noi e ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.